Ciao ragazze e ragazzi, c'è posta per te. Parliamo della storia di Flora. Flora è una mamma che ha cacciato di casa il figlio Giovanni. Lei è madre di 6 figli che ha cresciuto da sola senza alcun aiuto economico e quando si è rivolta al padre per avere un aiuto, lui ha chiamato gli assistenti sociali che gli hanno portato via i suoi figli, che poi è riuscita a riaverli. Lei si rivolge a Maria per recuperare il rapporto con uno dei suoi figli. I problemi sono nati quando Giovanni si innamora di Luisana e lascia il suo lavoro al mercato per diventare un parcheggiatore abusivo e inizia anche a frequentare cattive compagnie. Flora, preoccupata per gli assistenti sociali e rischia di perdere di nuovo la famiglia, dopo aver litigato, lo caccia di casa. Il figlio ha bussato ben 2 volte alla sua porta, ma lei non lo ha accettato e così da allora Giovanni non parla più con la madre. Giovanni non riesce proprio a perdonare la mamma che lo ha rifiutato e nonostante lei abbia chiesto anche aiuto alla fidanzata per far pace con il figlio. Ma per Luisana lei è invisibile, viene definita una cattiva madre, non è riuscita proprio a fare la mamma e pertanto le dice: all'inizio era una suocera speciale, poi ho conosciuto un mostro. Ma Maria non sembra per niente accettare queste parole e si arrabbia molto con il ragazzo. Il fatto che tu consenta alla tua fidanzata di dire che tua madre è un mostro mi fa impressione. E ricorda a Giovanni che sua mamma e i suoi fratelli vivono in 5 in un container. E poi aggiunge: in genere non mi lascio andare, ma in questo caso faccio fatica a stare zitta. E così è Maria a chiudere definitivamente la busta, visto che il figlio non è riuscito a comprendere le difficoltà che la madre ha dovuto passare e che ancora ad oggi cerca di superare. A voi i commenti. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!